siamo molto contenti, ieri è arrivata la prima nave e sarà una stagione con un pieno traffico crocieristico. Quasi 100 scali programmati fino a fine anno a Portofino, 18 al momento a Santa Margherita Ligure. Il ritorno dei crocieristi ha segnato la ripartenza ufficiale della stagione turistica per le due cittadine del Tigullio occidentale e per tutto il Levante. I primi turisti sono sbarcati in Piazzetta e sul lungomare sammargheritese. Questa è una situazione che ci lascia molto soddisfatti, abbiamo avuto i primi scali, i primi turisti crocieristici, ovviamente adesso piano piano anche le persone che scenderanno aumenteranno e quindi in questo senso stiamo tornando, almeno sotto questo aspetto, a una certa normalità. Sicuramente significa tornare a un mercato che era stato molto florido nell'ultimo decennio e recuperare un tipo di turismo che è mancato in questi ultimi anni di pandemia internazionale, nei quali in realtà abbiamo recuperato la presenza delle seconde case, che per noi è molto importante perché non è un turismo a mordi e fuggi ma è una presenza stabile in città, ma ci mancava e ci manca gran parte del turismo straniero. Uno dei veicoli per portare a Santa Margherita era il nave da crociera. Una presenza, quella dei crocieristi, che non si limita alla sola località di sbarco, ma che si distribuisce poi su tutto il territorio. Fondamentali da questo punto di vista sono i servizi legati alla mobilità, sia pubblica che privata. In questa direzione va il nuovo bike sharing integrato tra tutti e tre i comuni del Tigullio occidentale in fase di realizzazione. Stiamo stipulando un accordo tra comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo allo scopo di avere un bike sharing comune sul modello e la tipologia di quello sperimentato l'anno dello scorso anno, che ha funzionato bene e che quindi è un modello esportabile. Spero pertanto che possa andare a beneficio di tutti, compresi i crocieristi. E in tema di mobilità sostenibile, da alcuni giorni è attiva sui mezzi della linea MT 782 Santa Margherita Ligure Portofino la possibilità di salire a bordo dotandosi del biglietto attraverso un sistema di pagamento contactless. Stiamo parlando di un sistema contactless, un sistema assolutamente in linea con quello che presentano i migliori sistemi di trasporto di tutte le metropoli europee, mondiali ed europee. Quindi un cittadino, un turista arriva, carta di credito, carta di debito, tocca e sale a bordo, automaticamente ha pagato.